Dopo la brevissima pausa tra Natale e Capodanno che ci siamo concessi per un po' così, insomma, rilassarci e anche ritembrare le nostre forze, ritorna Target con il primo appuntamento del 2019. Sapete che il nostro percorso ci porta direttamente a voi, principalmente sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, ma poi anche con tutti gli altri strumenti che la moderna tecnologia ci mette a disposizione, in primis lo streaming sul nostro canale web www.televideoagrigento.tv e poi naturalmente su YouTube, su Facebook, insomma su tutte quelle cose, diavolerie all'inizio li chiamavamo perché magari non eravamo addentro a queste tematiche, ma che adesso fanno parte della nostra quotidianità. Mercoledì in prima serata e poi durante il corso della settimana negli appuntamenti voi consueti. Siamo ritornati a proporvi il vostro salotto, che so seguite con attenzione e i numeri e gli ascolti ci danno veramente ragione, per quello che da oltre 10 anni, 13 anni, 12, insomma abbiamo un po' perso anche il conteggio, riusciamo a fare, mettendo in risalto quelle che sono le piccole e grandi realtà del nostro territorio, diversi aspetti dal punto di vista culturale, scientifico, economico, del volontariato, insomma tutte quelle cose veramente che fanno grande la nostra Sicilia. E oggi di Sicilia insomma ne parleremo abbastanza. E come naturalmente ormai consueto del primo appuntamento dell'anno, oltre ad avere ospite il direttore di TVA Arturo Candella, abbiamo il nostro astrologo di fiducia, che è ormai Alfonso Bellavia, insomma fa parte integrante dell'arredamento del primo dell'anno. Bene, già l'inquadratura generale del nostro studio vi ha dato il totale dei nostri ospiti, che passo subito a presentarvi, iniziando dalla mia sinistra. Lei è Lorena Vetro, nel sottopancia vedete scritto cantastorie, non è solo questo, ma poi diremo perché lei è una cantastorie, assieme a Ilenia Costanza, che invece è la Cuntastorie, e già insomma l'accoppiata dovrebbe farvi riflettere un pochettino su quello che è il loro mestiere per il momento, poi continueremo. Poi abbiamo, come dicevo, il nostro astrologo, lo chef Alfonso Bellavia, grazie per il ritorno. Continuiamo con Giusy Pitruzzella, lei è una cantante, una cantautrice, anche musicista, Giusy? Sì. Sì, anche, quindi insomma non ti fai mancare niente. L'abbiamo invitata perché ha fatto un bellissimo appuntamento durante la manifestazione del premio Buttitta. Parleremo di banche nel senso non negativo, ma comunque per cercare magari a volte di avere una consulenza e un giusto aiuto se qualcosa non va bene. Lui è Gaspare Di Maria, è delegato dell'ADUSBEF, poi ci dirai cos'è questa sigla. E come dicevo, Arturo Candella è il direttore di TVA, impegnati 365 giorni l'anno nel fornirvi le notizie, e anche Arturo, insomma, l'appuntamento di inizio d'anno per fare un po' il bilancio di quella che è stata l'attività di TVA e di quelle che sono le prospettive per il nuovo anno. E a proposito di prospettive, Alfo, 2019. Prima di dirmi come sarà il 2019, io mi sono andato a vedere la puntata del 1° gennaio 2018, dove tu avevi fatto una previsione generica, naturalmente, per quello che sarebbe stato l'anno 2018. Devo dire che, almeno per quanto mi riguarda, ci hai azzeccato. Secondo quello che è stato invece il tuo lavoro, le previsioni fatte un anno fa si sono rispecchiate per il 2018? Sì, si sono rispecchiate nelle linee generali. Naturalmente l'oroscopo è generico e non riguarda gli individui, ma riguarda la generalità di ogni segno. Quindi all'interno di questa logica ci possono essere sfaccettature diverse.
Certo, non è che ci sono 7 miliardi di direttive, no? Ognuno di noi... Per quanto riguarda, per esempio, io l'anno scorso avevo proposto l'oroscopo di Agrigento, di questo contenitore che per molti aspetti mi ha, diciamo, riserva delle situazioni particolarmente difficili. La città cammina con due velocità. La Valle dei Templi, che ormai è una città per i fatti suoi, non appartiene più agli agrigentini, e gli agrigentini che non sono capaci di utilizzare la Valle dei Templi per creare un futuro e un progetto di futuro. Anche se qualche giorno fa il direttore Parello ha detto che le due cose non devono... Ma che lui dica che le due cose non devono camminare, ha ragione, ma che se poi andiamo a vedere, la Valle dei Templi è un passo suo. Sì, più veloce. Gli agrigentini non sono in grado di creare un progetto per il futuro usando la valle. Di conseguenza ci sono due velocità. Infatti il signor Parello ha detto che la Valle dei Templi è aumentata del 40%, Agrigento città di presenze è diminuita del 40%. 2019 allora come sarà? Allora, per quanto riguarda, diciamo, Agrigento nella sua totalità... No, per quanto riguarda il 2019 per tutti noi. Per molti segni è un anno particolarmente importante, ha a che fare col lavoro e ha a che fare anche con l'amore. Molti segni arrivano, diciamo, molte persone che fanno parte di quei segni, certo. Non tutte le persone, arrivano un po' stanche con l'amore, specialmente, è arrivato il momento dei cambiamenti, delle riflessioni, e anche di fare tagli importanti e anche di chiudere storie importanti. Il cambiamento in meglio o in peggio? Dipende, la chiusura può essere in meglio, può essere positivo anche oppure dipende come I nostri ospiti credono all'oroscopo oppure insomma ce ne stanno un po' distanti. Lorena Vetro. Dipende dalla risposta. E cosa sei condizionata allora dalla positività o meno del responso? Sì. Molto insomma interessata. Invece Ilenia Costanza? No, io le cose belle le prendo sempre, quindi siccome ma si deve accettare un po' tutto. Sì, no, però prima ho rubato abbiamo sussurrato delle cose sul mio segno che è il leone, lui ha usato un termine spumeggiante, quindi ci credo sono felice. Perfetto. Invece Giussi? Se devo dirla tutta, ho incarnato proprio uno spirito di fede forte che mi porta a non credere a queste cose, a non aggrapparmi a queste cose. E invece Gaspare Di Maria? Ma io devo dire che ho constatato che molto spesso si verificano più o meno le cose che vengono, diciamo così, dette, quindi più o meno una buona percentuale di successo di quelle che sono, diciamo, le aspettative porta comunque a credere se la prospettiva siamo molto interessati. Se ti dice che entrano 100 euro ci credi, se devi uscire invece sono fesserie. Forse ci concentriamo di più sulle cose che possono essere buone per il futuro. Arturo? Sì, io lo guardo sempre con interesse, con curiosità, insomma. Poi anch'io ho rubato qualche anticipazione, dicono che è l'anno del toro, lo sento dire da tanti anni, ma speriamo che quest'anno sia un anno positivo. In realtà è anche un po' così, no? Prima sul giornale la pagina dell'oroscopo un po' la leggevamo tutti, adesso con tutte le rubriche che ci sono in televisione, da Fox, diciamo, che è quello più mediatico e più televisivo, agli altri tutti gli diamo un'occhiata, tutti andiamo a cercarlo. Ma sai, l'astrologia non è né una credenza, non è qualcosa in cui uno deve credere, non è una scienza, però è, diciamo, mette in condizione gli uomini, le persone di capirsi meglio. Ecco, diciamo che cammina verso più la psicologia che verso... Ma è una cosa antichissima. Sì, no, è la scienza più antica, i primi uomini guardavano... È la scienza più antica del mondo. L'astronomia è una figlia della filosofia, tutte sono figlie dell'astrologia. Non è una scienza, però è un luogo dove le persone possono misurare la loro esperienza, migliorare i loro atteggiamenti. Solo quello. Sì, approfondiremo poi, non vi preoccupate che segno per segno Alfonso Bellavia ci darà per grandi linee naturalmente quello che il 2019 prevede, però poco fa nel presentare Gaspare Di Maria avevo usato questa sigla Adus Bef, che anch'io mi confondo un po'. Ci vuoi spiegare meglio di cosa si tratta, Gaspare? Allora, ADUSBEF, la sigla appunto rappresenta l'associazione degli utenti
a difesa degli utenti per i servizi bancari e finanziari. Questa associazione è un'associazione che storicamente è stata rappresentata da Elio Lannutti, di cui sono conosciute le diverse battaglie che nel tempo ha portato per la lotta, diciamo, su diverse posizioni nei confronti appunto di diversi istituti di credito o a livello nazionale anche su argomenti di carattere tributario. Quindi a tutela del consumatore bancario? Dell'utente bancario, che poi può essere il consumatore o l'impresa. Diciamo che gli utenti vengono intesi oggi in senso sia di consumatore che anche di impresa, avendo una terminologia poi con una definizione specifica. Bene, parleremo un po' di quelle che sono le vostre attività, quali sono i contenziosi magari che sono più forti con le banche. Arturo, l'anno scorso avevamo detto che per la piccola televisione come la nostra, insomma, con quelle locali, le cose non andavano molto bene, le leggi non erano a nostro favore, non c'erano finanziamenti, insomma l'editoria minore era quasi costretta a chiudere. Noi ci siamo, continuiamo, però questa negatività purtroppo c'è sempre. Purtroppo a livello politico nazionale la considerazione verso l'informazione locale diminuisce sempre di più. Speravamo nel nuovo governo del cambiamento, ma mi dicono i rappresentanti delle mie associazioni che anche loro non hanno avuto riscontri verso il settore. Quindi devo dire che da parte nostra il consenso lo sento, lo vedo, e sintetizzare un anno di attività in pochi minuti mi riesce difficile, però diciamo ci siamo anche consolidati nel nostro audience, lo vedo perché la gente ci chiama, ci cerca, cerchiamo di essere sempre presenti e puntuali nell'informazione locali con i vari avvenimenti che succedono. Viviamo purtroppo in un contesto Agrigento che è un contesto difficilissimo, dove registriamo purtroppo sempre dei cali da un punto di vista economico. Le aziende purtroppo, quelle che dovrebbero investire in pubblicità, non lo fanno, un po' anche per una cultura che è un po' pressappochista, un po' anche perché c'è una povertà di fondo che non ci permette, diciamo, di relazionarci con i grossi gruppi. Forse le aziende anche prima, insomma, investivano di più in pubblicità, decisamente, in percorsi di informazione. Decisamente, anche le grosse istituzioni erano più presenti. Purtroppo da qualche anno si registra questo trend negativo, come se tutto è dovuto e uno va avanti così per noi teniamo forte dello Spirito Santo. Noi teniamo forti, devo dire obiettivamente. L'oroscopo dice che è buono, ma speriamo di... Sai, quello che conta è la costanza e l'impegno. Noi cerchiamo di essere sempre presenti senza guardare orari, domeniche, abbiamo varie trasmissioni, li seguiamo sempre. Tu sei l'esempio di una storia che continua, Target è sempre apprezzato perché il nostro è anche una porta aperta su quello che succede quotidianamente. Si incontrano varie realtà, diamo la possibilità alle persone di parlare delle loro esperienze, insomma da un punto di vista informativo mi ritengo soddisfatto. Bene, poi magari se vuoi ricordare più tardi qualche episodio che magari ti è rimasto un po' più impresso. E torniamo allora alle nostre due amiche, loro sono di Favara, quindi vicino proprio, mie paesane, ma in realtà Roma ce l'ha rubate. Proprio rubate no, insomma, perché qualche piccola soddisfazione ve la siete presa, insomma, e credo che continuerete su questa strada. Poi spumeggiante di Alfonso, insomma, ti riempie d'ancora. Io vi ho detto cantastorie e cuntastorie, quindi avete in comune la storia, una la canta e l'altra la racconta. Elenia? Sì, praticamente noi facciamo questo spettacolo che si chiama La Trinacria e Femmina, che raccoglie le leggende, le storie, le ricette e poi anche i pezzi di storia e di poesia della Sicilia. In questa performance lei è la cantastorie, perché lei a volte si arrabbia, dice non lo devi dire, poi io lo dico. Lei è l'ultima cantastorie siciliana, è giovane, è una donna e raccoglie proprio la tradizione dei cantastorie. Io le conto, le racconto, le leggo
e quindi conta e canta in questo senso. È un cantastorie che si divide in due. Ma in questa vostra performance teatrale siete state 2 volte partigiane. La prima perché parlate della Sicilia, giustamente della vostra terra, e poi perché esaltate la femminilità. Insomma, non vi pare un po' di esagerare, no? No, non è che esageriamo. In realtà tutti, addirittura a Roma, ci dicono: ma cos'è, uno spettacolo femminista? Sì. No, non è uno spettacolo femminista, è un'idea che ci è venuta così. Perché tutte le parole che raccontano la Sicilia sono di genere grammaticalmente singolare e femminile, quindi la Trinacria è femmina per questo, però in scena c'è Pirandello, c'è Quasimodo, Bufalino, Sciascia, che sono tutti maschi, e ci sono un sacco di altre cose. E se Ilenia racconta, Lorena, dicevamo, Le canta. Le canta cosa? Le tradizioni popolari, le le tradizioni, rivisitazioni? le leggende, le poesie. Raccontiamo la Sicilia attraverso quella che è la storia della Sicilia, quindi la leggenda di Colapesce, Barba Blu, le serenate come la Agrigentina Nicuzza Dugi, attraverso questo fil rouge del grammaticale femminile attraversiamo tutti i temi, sia con letteratura che con musica. Ilenia, anche mafia è donna. Sì, lo diciamo, Lo dite? diciamo che sì, mafia no, è femmina, l'ho detto però in punta di piedi. siccome si parla così tanto della mafia, così tanto, che noi abbiamo fatto la scelta di non parlarne. Concludiamo solo facendo un po' il verso a un grande film che racconta le famiglie mafiose, che è Il Padrino, dicendo, quando finiamo, diciamo: ricordatevi che i femmini in Sicilia sono come le lupare. Questa vostra esperienza è stato un trionfo a Roma, Lorena. Sì. Il Teatro Flaiano vi ha accolto, insomma. Abbiamo girato un po' in diversi posti. L'ultima data è stata l'11 dicembre al Teatro Flaiano, che è un teatro storico nel centro di Roma, dove abbiamo anche presentato il nostro CD live, che magari facciamo ecco, se anche Gerlando vedere. riesce ad inquadrarlo. Cos'è la colonna sonora del vostro dello spettacolo? Ne abbiamo spettacolo? fatto un CD live della versione con orchestra, che in realtà ha debuttato 2 anni fa proprio alla Valle dei Templi qui, quindi pur essendo romane d'adozione torniamo sempre con grande gioia e grande orgoglio. Lo spettacolo al Pirandello di giovedì 3 di gennaio alle ore 21 vi vede protagoniste voi due con una eccezionale fisarmonicista. Mi sono andato a documentare, insomma, e ho visto che in realtà Sì, abbiamo il è piacere molto di avere brava. in scena Saria Convertino, che è di origine tarantina, ma anche lei per ragioni ovvie vive a Roma e poi gira sempre per l'Europa con la sua fisarmonica, con varie orchestre. Quindi ci sarà lei con noi sul palco. E avete una madrina pure. Abbiamo una madrina Assolutamente. simpaticissima, come si dice, fuori come un balcone, è molto spumeggiante pure lei, ed è Alda De Usanio, che è innamorata di questo progetto e che sarà con noi, come era sul palco con noi a Roma, sarà con noi sul palco adesso. Alfonso, vogliamo iniziare allora questo percorso del 2000? Intanto mi vorrei soffermare sulle signore. Iniziamo dai loro due segni, allora? Sì, diciamo che sono Quindi stravolgiamo pesce quella e che- leone. Quando io ho detto, cioè, spumeggiante, tutte e due sono spumeggianti, e sicuramente Ecco, allora questa, mi piace loro. sicuramente, ognuno in modo diverso lei in maniera più frivola, così, più eterea, e lei invece è molto più istintiva. Allora, invece di Molto iniziare più istintiva. tradizionalmente dall'Ariete a scendere, vogliamo iniziare con questi due Dall'ultimo, segni? allora. Iniziamo dalla fine, io, che io scusatemi sento se sempre- io ogni tanto vado a controllare con qualche i miei appunti, appunto, sì. perché allora è l'anno per i pesci, è l'anno della rinascita. Allora, il pesce, e ci mettiamo un segno. Vai. È l'anno della rifondazione, soluzioni in arrivo per quanto riguarda problemi legati al lavoro, problemi legati al legale. Comunque è un anno particolare dove il pesce ha questa grande possibilità di rifondare la propria esistenza. La parola d'ordine che il pesce deve portare avanti è saggezza, ponderazione, evitare, controllare l'istinto, ecco, controllare l'istinto. E poi se il pesce
ha seminato bene, e penso che molti pesci lo hanno fatto, il futuro è davanti a voi, proprio ce l'avete a portata di mano. Invece il leone per è l'anno proprio del leone, ma sia i pesci che il leone sono segni particolarmente favoriti dall'oroscopo, dallo zodiaco. È l'anno delle grandi occasioni lavorative per il leone, è l'anno dei grandi progetti che possono essere realizzati, è l'anno che i sogni nel cassetto possono pigliare piega e diventare fatti concreti, importanti, veri, reali. Possibili anche nuove conoscenze che possono, diciamo, in amore, ecco, nuovi incontri, nuove possibilità, nuovi stimoli. Non parlo di matrimonio, ma sicuramente di situazioni belle, di situazioni che hanno bisogno di essere vissute. Ecco. Io dobbiamo dire un po' che Alfonso Bellavia nell'elaborazione del suo oroscopo coglie di più gli aspetti positivi e tralascia un po', insomma, le cose. No, non è che diciamo che gli aspetti, gli ostacoli durante il corso dell'esistenza, durante il 2019 li abbiamo tutti. Semplicemente, per esempio, per il leone e per il pesci ci sono la possibilità di affrontare e risolvere i problemi e meno, superarli è più facile rispetto ad altri periodi, tipo il 2018, il 2017, altri periodi dell'anno, degli altri anni. Irene, ti ha detto il successo, ma ti ha detto anche un po' di amore. Ti interessano tutte e due le cose? Ma mia mamma ormai si era rassegnata al fatto che io non trovo marito, però lui ha detto una cosa bella, ha detto non necessariamente sposarsi, però vivere qualcosa di bello. Ci posso dare una vasata? E ci sono poi occasioni lavorative legate al lavoro. E vai! Aggiungiamo allora un altro segno e facciamo il primo trittico, dai. Allora, passiamo al segno della Vergine. Per il segno della Vergine è l'anno delle grandi... C'è Vergine qualcuno qua? No? Perfetto, Gaspare Di Maria, perfetto. È l'anno delle grandi riflessioni, della rivisitazione del proprio vissuto. Nel vissuto ci sono tutte le situazioni che, se vanno valutate e prese e farle diventare moneta sonante e proiettate verso il futuro, diventano fatti veramente importanti. Il Vergine, diciamo, è un anno che per esempio non sembra positivo, ma è positivo in questo senso, nel senso di andare a rivisitarsi, di andare a guardarsi, vedere gli errori che sono stati commessi e tentare di evitarli nel futuro. La seconda parte dell'anno per il segno della Vergine, specialmente mese di ottobre, novembre e dicembre, regalerà delle situazioni simpatiche, molto simpatiche. C'è Arturo che freme, facciamo il toro subito. No. Ah, volevi commentare? Volevo che Gaspare faceva un commento, lui è Vergine. Allora, poco fa, infatti, prima dell'inizio della trasmissione mi aveva già preannunziato qual era l'oroscopo, appunto, per il segno della Vergine per quest'anno. In effetti devo dire che, riflettendo bene, è sempre giusto guardare non sempre al futuro e avanti, ma guardare avanti dando anche uno sguardo a quello che è stato il percorso che si è fatti, magari per evitare errori sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto professionale, sotto l'aspetto personale, sotto l'aspetto della formazione, delle amicizie, insomma, 360 gradi, quindi l'ho preso come uno stimolo e devo dire... Tra le tante cose, che è un concetto che per molti può sembrare strano, il futuro è nel passato. Non è nel futuro, perché il futuro non esiste, il passato esiste ed è lì, ma quelli sono soldi, moneta sonante che uno deve andare a investire nel futuro. Irene, poi è target qua, non è che credete che, insomma... Io non sono mai stata così felice come stasera. Allora, diamo uno sguardo anche ad Arturo e al suo toro. Allora, andiamo a vedere il toro. Allora, il toro viene da anni un po' grigetti, diciamo, un po' particolarmente così... pesanti. Siccome il toro, dobbiamo dire che è pure lento, prima che piglia le decisioni ha bisogno di essere ammutato, ma ammutato, diciamo, però è ponderato, nel senso che cammina su terreni sicuri. Ora, il toro negli ultimi anni ha fatto anche una semina importante che nel 2019 dovrebbe diventare progetto, dovrebbe diventare un momento importante e duraturo verso il futuro, e sicuramente ci sono occasioni di migliorare la situazione economica. Siccome Arturo è pure il direttore di TV, trasmettiamo questo anche a TV. Penso che trasmetterà questa sua energia, questa sua forza lenta, ma che c'è.
la trasporterà nella TV e quindi penso che ne avrà conseguenze positive anche a te. Ti soddisfa? Me lo auguro sicuramente, certo che mi soddisfa, dai. Poi mi piace quello questa, di Giussi, questa poi ce lo riserviamo lentezza, per l'ultimo. anche nel pagare siamo lenti, c'è un po' di tempo, ma Per le cose che aveva detto Giussi ce lo riserviamo per ultimo. Qual è il tuo segno, Giussi? Almeno lo sai quello, sì? Cancro. Il cancro, ce lo riserviamo per ultimo. Va bene, il va cancro. bene. Ma a proposito, mi ero dimenticato di dirvi una cosa, non so, vediamo chi delle due vuole dire, perché una volta mi sono documentato e ho letto che la trinaca è femmina e quindi tutte quelle cose che erano donne, loro hanno trasformato un maschio in donna, ma in realtà convivono tutte e due. Dice, che vuoi dire? Per loro il pistacchio è donna. Bella parola a te. Perché Elena? Noi lo diciamo sempre, il pistacchio, perché noi partiamo l'arancia, la vigna, la mandorla, e il lì ci siamo, e lì ci pistacchio. siamo. Come si chiama da noi il pistacchio? Fas tu. Fai tu. Diventa allora- femmina. Ah, No, ma è vero, per noi siciliani fa fai tu. Quindi fai tu. hanno ragione loro allora. Certo che hanno ragione, ragionissimo. Allora, Gaspare, dicevamo il vostro impegno faccio il per fuoco tutti gli vicino. utenti delle banche, ma c'è un qualcosa di particolare che è sempre ciclico o che comunque non fa dormire gli utenti? Qualche contenzioso, insomma, che è il più contenzioso presente? non fa dormire mai gli utenti. È quello che è perché più presente. insomma. quello che è più presente in questo periodo di grande crisi, tra l'altro, dove c'è stato un aumento esponenziale del livello del contenzioso. Proprio stamattina infatti leggevo le statistiche che aveva pubblicato il Ministero di Grazia e Giustizia, sostenendo che per l'anno 2018 nel primo semestre il 18,5% delle mediazioni obbligatorie era stato occupato dal contenzioso bancario, ma solo bancario. Quello finanziario era al 4%, perché comunque l'azione giudiziaria è preceduta, come sappiamo, da una mediazione obbligatoria che viene svolta appunto dagli organismi. Quindi questa statistica ci fa capire che il livello del contenzioso bancario e finanziario già occupa di per sé una parte importante del contenzioso. Chiaramente il contenzioso non fa dormire l'utente, perché la preoccupazione, il problema poi a seconda se prendiamo il consumatore o nel caso il singolo individuo che ha un contenzioso per esempio con un mutuo sulla prima casa, dove costituisce il fulcro fondamentale anche dei suoi interessi, affetti e quant'altro, chiaramente la sfera economica e quella affettiva o la sfera familiare viene coinvolta. Noi cerchiamo di risolvere stragiudizialmente o giudizialmente, consigliando e seguendo appunto gli utenti. Ma sono proprio così cattive le banche? Non si Una tratta volta sentivo dire che un primo usurioso è a banca, diceva. non si tratta di essere cattivi, il problema sta tutto in una evoluzione anche di quello che sta, diciamo, quella che è la storia anche del contenzioso. Il contenzioso nasce perché chi gestisce il rapporto tra la banca e l'utente è sempre la banca, è la banca che detta le condizioni e l'utente che ti danno un malloppo così, tu lo firmi, così scritte piccole. Esattamente, molto spesso non si leggono tutte le clausole, molto spesso si sta attenti solamente ad alcuni elementi, per esempio a vedere, posso dire, a titolo semplificativo, il tasso di interesse nominale. Poi al momento in cui tu vai a calcolare tutte quelle che sono le altre condizioni, quindi per esempio nel caso specifico il costo effettivo del credito, ti accorgi che questo costo per l'effetto di tutte le altre componenti come le assicurazioni, i costi di gestione della pratica, i costi di affidamento, si alza in termini percentuali. Nello specifico, in quel caso abbiamo il tasso effettivo, che non corrisponde a quando tu avevi immaginato. Molto di più, e quello è il costo che effettivamente l'utente sostiene. Molto spesso non è in grado di sostenerlo poi nel corso della durata del rapporto con l'istituto di credito, in questi ultimi tempi, ad esempio, perché la crisi economica ha portato a falcidiare i redditi delle famiglie e comunque anche il fatturato delle imprese, per cui il contenzioso nasce anche come esigenza di difesa di fronte ad una proposta di rientro immediato da parte dell'istituto di credito. Noi cerchiamo di difendere la parte più debole, in questo caso dell'anello della catena, che è o l'impresa o il consumatore in questo caso, e ci troviamo sempre di fronte anche a una battaglia che ha nelle nostre 180 sedi, noi abbiamo 180 sedi a livello nazionale, siamo su tutto il territorio nazionale, ci troviamo anche a difendere dei casi come è successo per esempio nel caso dei risparmiatori che sono stati, i cui risparmi sono stati azzerati dai fallimenti delle banche venete. Stiamo parlando di Cariferrara,
Banca Parche, Banca Etruria, eccetera, dove sono stati azzerati i risparmi di una vita, di tanti poveri operai che avevano magari messo da parte i risparmi che avevano con le loro fatiche, ecco, accumulato, che ora si trovano in una situazione di grande disagio. E in tutto questo abbiamo anche rappresentato non solo nelle aule giudiziarie quello che è stata la nostra difesa, ma anche di fronte agli organismi preposti. Ad esempio nel mese di ottobre abbiamo avuto un tavolo assieme alle altre associazioni di consumatori presso il Ministero dell'Economia, dove a rappresentare ADUSBEF è stato un nostro collega Massimo Campanella, che è di origini, sebbene romano, è di origini agrigentine, che è origine di Racalmuto. Le banche sono un po' malleabili oppure si oppongono sempre? Le banche generalmente si oppongono, perché comunque per loro poi il diritto e la giurisprudenza sono i giudici e la magistratura che con le loro sentenze, ecco, costituiscono dei precedenti, e noi su quei precedenti cerchiamo poi di scavare un solco per magari poi possiamo dare qualche informazione oppure qualche piccola dritta ai nostri telespettatori su come affrontare o come evitarlo, oppure soprattutto come evitarlo. Arturo, hai pensato a qualcosa di bello o di brutto del 2018? Tutto bello, Peppe. Ah, tutto bello. Tutto bello, cose brutte le facciamo dire agli altri. Beh, dicevo poco fa, sintetizzare un anno non è semplice. Il fatto già che siamo presenti con la nostra informazione, con le nostre rubriche, con il seguire gli avvenimenti che succedono in città, un po' diciamo in Sicilia, sicuramente ci fa ben sperare per il futuro e fa parte del nostro lavoro. Ecco, anche ieri sera, per esempio, abbiamo fatto la diretta del teatro del concerto di Capodanno ed è stato un successo, quindi un buon viatico per affrontare il 2019 con impegno. C'era una delle figlie che cantava lì nel coro. Sì, è stato, devo dire, un bel avvenimento che noi abbiamo seguito e che Amministrazione Fioretto, mi dai un voto? Amministrazione Fioretto, sì, ma il 2018 sinceramente a fatica forse 6 meno, 5 non più, raggiunge la sufficienza, secondo me no, con ma tutta erano la buona maggiori volontà, aspettative oppure sì, sicuramente sicuramente sì, maggiori. Personalmente devo dire che per quello che fa, insomma, certo, operare però in queste condizioni è difficile, perché la finanza nazionale e la politica nazionale non aiuta assolutamente i piccoli comuni, e anzi credo che hanno scaricato tutte le problematiche verso i comuni, per cui stiamo vedendo che tantissimi comuni si trovano in deficit. Vediamo anche Catania, sì. Insomma, abbiamo visto Porto Empedocle, Favara, insomma Agrigento bene o male naviga, però non riusciamo a capitalizzare i flussi turistici che arrivano alla Valle dei Templi e travasare la loro presenza nel tessuto economico quotidiano, giornaliero. Ecco, questa è una cosa che sicuramente un amministratore dovrebbe pensare, dovrebbe riflettere e dovrebbe fare qualcosa per spiegarsi anche le ragioni perché questo non succede, perché non basta che l'ente parco organizza balli, balletti, cose che costano fior di migliaia di euro e poi non c'è una ricaduta nel territorio. Tantissime iniziative spesso noi seguiamo, iniziative di grande livello culturale, poi alla fine vediamo che ci sono 30 persone, 40 persone, tra cui molti impiegati del parco che assistono alle manifestazioni, per cui c'è qualcosa che non va. Io auspichiamo come testata giornalistica un maggiore raccordo fra l'ente, parlo dell'ente parco perché attualmente è la voce attiva della nostra economia. Purtroppo sono strade che come binari camminano paralleli ma mai si incrociano, per cui dovrebbe esserci un maggiore coinvolgimento della città. Abbiamo visto anche quello che è successo degli attori locali, anche ma il mio pensiero va anche alla deputazione sia nazionale che regionale.
non si vedono più parlamentari in giro, non si vede più il contatto, le promesse della campagna elettorale lasciano il tempo che trovano, invece bisogna avere un contatto quotidiano, costante e cercare di dare una soluzione ai problemi della gente, dell'economia. Non vale che un parlamentare se ne va a Roma, se ne va a Palermo, si fa le sue sedute, ma poi la ricaduta nel territorio qual è? Io vedo che succedono tante cose, tante aziende per esempio vanno male, stanno chiudendo, hanno chiuso, mai che arriva un comunicato stampa, ma a parte il comunicato stampa che è una cosa sterile, non vediamo i rappresentanti istituzionali nei momenti più importanti della vita quotidiana. Per esempio c'è una manifestazione, non lo so, che ricorda l'anniversario di cose istituzionali, non vedi un parlamentare presente. Cioè all'infuori dei vertici istituzionali, della stampa, delle persone che seguono, non vedi tu una presenza istituzionale. Questa è una cosa gravissima, capisci? Perché aumenta la sfiducia della gente nei confronti della politica. Bene, grazie. Purtroppo la politica deve essere sempre il raccordo tra le istituzioni, le esigenze della gente, la società, cercare di capire perché Agrigento continua ad andare male, perché non c'è nessuno che investe sulla nostra città, perché la Valle dei Templi è solo un momento, arriva il pullman, vedono la valle e poi se ne vanno. Insomma, nello rispolverare questo ti sto raccontando un anno di nostra attività, il Cupa che ha chiuso, cioè l'università di Agrigento che da 3 anni continuano, non voglio usare una parola facchina, però questo rimbalzo di competenze. Vediamo un luogo bellissimo che fino a qualche anno fa era fonte di ricchezza. Mi ricordo che tu andavi davanti al parco Genuardi e vedevi tanti pizzini e affittasi, quindi io vedo diverse facoltà che adesso io sono stato per esempio a Enna, ho una figlia che studia a Enna, ho potuto vedere la realtà della Core, una realtà bellissima, cioè tu cerchi una casa a Enna e gli affitti sono a momenti a livello di quelli di Roma, di Milano, cioè io ho assistito recentemente, si è laureata una mia figlia, ho assistito a una laurea, c'erano almeno 500 persone che quella sera hanno movimentato l'economia, perché poi tu vai al ristorante, pieni, la quotidianità. L'anno scorso Franceschini ha inaugurato una biblioteca che è bellissima. Ecco, dico, perché una città come Enna è riuscita a fare questo? Una città come Agrigento invece il Cupa si è sgonfiato e basta. Potrei continuare a raccontare, ma non voglio raccontare la negatività. Il mio è uno sfogo, la testimonianza di un anno di impegno di informazione dove tutto purtroppo nella città non va bene. I giovani non ci sono più. Poco fa parlavamo con Enzo, con Alfonso, dei giovani, mancano i giovani, perché i giovani vanno tutte all'università fuori, un ragazzo che sta 5 anni fuori, per forza di cose fa le radici in quel posto. Bene, staccato il microfono. Che volevi dire, Elena? Io volevo solo dire che adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo. Tutto questo secondo me è la ricaduta di tutto quello che è successo negli anni in cui i valori che crescevano in questa terra non venivano considerati e si considerava solo quello che veniva da fuori. Ora lasciamo perdere la politica, che nel contratto di governo di cultura proprio non se ne parla, quindi lasciamo stare. Però dico una cosa, Agrigento non si vuole bene, cioè gli agrigentini, noi stessi non ci vogliamo bene, perché ricordiamoci, ho chiuso, che l'anno scorso c'è stato un anniversario di un tizio che di questa terra avrebbe potuto fare non si sa che cosa. Da Agrigento doveva partire un boato a livello mondiale per l'anniversario di Pirandello, non si è sentito nulla nel resto d'Italia e men che meno nel resto del mondo. Io gli ho dedicato solo questo, secondo me è sintomatico e significativo, perché Agrigento doveva stare 3 mesi a festeggiare questa cosa, doveva fare rumore in tutto il mondo. Perché Pirandello è arrivato dappertutto, non se ne è sentito nulla. Allora ogni tanto guardiamoci allo specchio, pure noi agrigentini. Io nel mio piccolo gli ho dedicato una pagina di menù
sui 150 anni, andando a studiare perché sì, Alfonso, come dicevamo, è anche chef. Adesso un po' di spazio per Giusy Pitruzzella, che se n'è stata lì nel suo posticino, angolo. nel tuo angolo. Io a Giusy me la ricordo giovinetta, ragazzina, iniziare a cantare e a suonare con un complesso di sole donne, e da lì mi è rimasto proprio impresso, quindi l'amore per la musica, per la canzone te lo porti proprio da ragazzina. Sì. Giusy. È stato grazie a loro che, diciamo, mi sono lanciata in questo mondo bellissimo che è la musica. E la musica che è anche il tuo lavoro, no? Sì, sì, è il mio lavoro, il mio lavoro. Dappertutto io metto, o c'entra o non c'entra, metto musica. Tu Mi nel lavoro ispiro sei un sempre con la insegnante, musica. no? Sì, io sono insegnante di scuola primaria, però impartisco anche lezioni, diciamo, alle mie bimbe, in quelle circostanze che mi trovano, diciamo, E l'ultimo lavoro che Giusy ha proposto, anche per me è stata una sorpresa, perché io conducevo la manifestazione che si chiamava Festival della canzone siciliana, dedicata a Rosa Balistreri, avevo la scaletta già pronta, tutto, quando arriva la sorpresa, Ilenia dice: c'è una sigla. Io non lo sapevo che c'era la sigla. Dov'è la sigla? La sigla era proprio un video, una canzone che aveva preparato Giusy con i suoi ragazzi. Come nasce questa idea, Giusy? Allora, diciamo che mi risalgo al Pantheon, cioè al nome della prima band che ho avuto, diciamo, dove sono nata, giusto? Le Furnon Blonde Favaresi. Le Furnon Blonde Favaresi. E ogni tanto mi ispiro ed esce fuori il Pantheon che è me. Quindi, niente, nella circostanza mi sono fatta ispirare così. Sono al momento, gli artisti sono ispirati, e quindi nella manifestazione Buttitta ho visto che mancava una sigla, no? Una sigla che potesse, diciamo, accompagnare questa manifestazione, visto che si trattava proprio della nostra terra, e volevo valorizzare. Certo, il premio Buttitta, per chi non lo conosce, è un premio alla sicilianità, poesia, musica, racconti, insomma tutto quello che è intrinseco anche in Rosa Balistreri e in Buttitta. Sì, e tra l'altro quest'anno lavoro a Favara, anzi colgo l'occasione per salutare la mia preside Brigida Lombardi, al bersagliere Urso Mendola. Lei ha avuto piena fiducia in me e subito mi sono fatta ispirare con questo brano inedito. I bambini sono stati proprio veramente entusiasti nel Partiamo dal cogliere. titolo. Terra di Sicilia. E quindi parliamo, insomma, non a caso, insomma, parliamo della nostra terra. Sì. Musiche, canzoni e immagini, come nascono? Inizialmente nasce una melodia che mi frullava per la testa, no? Ma scusa, nasce prima la musica o la canzone? Prima nasce la melodia che mi frullava nelle ore mattutine. Sì, nelle prime ore mattutine mi sono svegliata con questa melodia. Sì. Anche perché doveva andare proprio a calzare bene, diciamo, dovevano cantare i bambini, certo. Sì, per l'occasione. Quindi, dopodiché, piano piano, da sola, senza il testo nessun minimo sforzo. Dopo, allora. Il testo è arrivato dopo, sì. Il testo e poi la melodia della strofa, perché è nato prima il ritornello, Sicilia. Sicilia, terra di lusuli, terra di lamuri. Infatti parla, poco fa parlando dei pistacchi, le arance, c'è un poco... Tutto quello che è la nostra terra. Sì, tutto quello che rappresenta la nostra terra. Dal punto di vista musicale, il tuo maritino c'entra qualcosa? Sì, mio marito, senza di lui... Salvatore Sciacca, uno dei più bravi chitarristi del nostro territorio e anche oltre. Diciamo che ha messo il vestito al brano. Noi abbiamo una piccola sala di registrazione a casa, tutta alla portata di mano. Quindi lui ha arrangiato il brano e colgo l'occasione anche per ringraziare alcuni musicisti che hanno collaborato a questo brano, Filippo Lobrutto e Peppe Ballacchino. E poi giustamente la voce dei bambini. Sicuramente, anche perché la famiglia Sciacca Pitruzzella, insomma, è numerosa, siete 6 persone, no? Sì, siamo 6 persone. 4 figli, 3 bambine? 4 bambine, tutte donne. Tutte Parliamo della Trinacria. Salvatore! Che femmina! Ingaggiamo! Questo è il simbolo della Trinacria, che è femmina. Le tue figlie stanno seguendo la vostra strada, oppure musica e canto non interessa? Sì, sono sulla buona strada. Infatti la mia primogenita,
ieri, diciamo che ha avuto la grande occasione, ringrazio Antonio Cusumano, Deborah Randazzo, che hanno creato questa realtà bellissima. Faceva parte del coro, fa parte del Si coro. fa parte del coro delle Voci Bianche. Bene, adesso ritorniamo a Terra di Sicilia. Allora, dicevamo che l'hai proposta come sigla, come anteprima al Festival della Canzone e Musica Siciliana Rosa Balistreri, inserito nel premio Buttitta. Ne è nato anche un video che... Sì. Colgo l'occasione per ringraziare Angelina Urso. La signora Cuccelli. Sì. Questo video ve lo vogliamo proporre? Sì. E poi magari commenteremo un po' quello che sia Giusy e dei bambini che vi hanno partecipato sono riusciti a realizzare. Prego Piero di mandare in onda il video con la canzone Terra di Sicilia. Lo sole che t'accarezza ed io taleo con tanta bellezza, lo mare con lo suo canto a te ti vagna, terra d'incanto, e come a te non c'è più nudo, manca paragoni davanti a un po' peggio. Se la terra di lo fuoco, di limone, di l'aranci, dell'allegria di tutta la gente, e venite a tagliare canzino vento, si mette a contare tutto chiedro che c'è cantorno, apriti gli occhi e chiedi fino in fondo, ed allora senza aspettare che sta terra vi vuole contare antichi conti, storie d'amore, dei tesori, terra nome cori. Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore. Posso lo trovare, bella che si tratta, terra mia, siamo innamorata, l'amore in pittia, comincia così, non so che ma che non capisco perché. Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore, Sicilia terra di lo sole, Sicilia terra di l'amore. Bene, brava Giusy, e anche questi bambini, diciamo, sono scuola elementare. Sì, no? scuola elementare, c'è quindi... qualche diciamo, componente di scuola media, di primo grado. Vabbè, sono tutti bambini. Però sì, è un istituto comprensivo, quindi
abbraccio chi vuole. Sì. Chi vuole essere abbracciato. Sì. Comunque con questa melodia vi accompagnerà stasera, domani un po' mi darete conferma. No, siamo già sicuri. Adesso noi andando hai parlato troppo, Arturo? No, brevissimo, dai. Allora, comando io, anche se tu sei il direttore. Guardando questo video, il mio pensiero è andato a quelle popolazioni della zona di Catania che hanno vissuto un Natale terribile con il terremoto, quindi diciamo volevo anche da parte nostra di TVA dedicare questa trasmissione a loro e dare anche un sostegno e di andare avanti. Ecco. Grazie a te. Giussi, dicevamo la tua passione per la musica, ma la tua anche grande fede. L'hai detto all'inizio che fa parte di te, insomma, questa religiosità che ti ha portato assieme a Salvatore a fare anche un disco su canzoni, chiamiamolo così, religiose, no? Sì, abbiamo collaborato, infatti l'ultima volta che sono venuta qua era avevo proprio per questo. La pancia. Non c'era la quarta, non c'era la quarta. Abbiamo presentato questo CD religioso che con entusiasmo ci siamo messi, diciamo, al lavoro, quando è stato all'incirca 4 anni fa. 4 anni fa. Sì, abbiamo avuto grande soddisfazione, abbiamo avuto diversi riscontri, anche a livello radiofonico. C'è stato pure un momento dove si è trasmesso un brano del CD. Quindi è stato per noi una soddisfazione immensa. E proprio per questo, Alfonso, Giussi non crede all'oroscopo, però glielo leggiamo ugualmente. Sì, ora glielo leggiamo, però io volevo fare un complimento a Favara, che è la mia città di origine, perché c'è un fervore, una voglia di vivere, una voglia di fare che è incredibile. E rispetto a tutto il territorio agrigentino, diciamo, è un tentativo importantissimo che a me piace e fa piacere vedere tutte queste voglia di vivere. Se ne parla bene. Che dicevi, Giussi? Tengo a precisare che la mia forza sono la gioia che trasmettono i bambini. In tutti i campi, in tutte le ore della mattina, del pomeriggio, ho a che fare con i bambini. Quindi diciamo, il mio segreto è la gioia che trasmettono i bambini. Bene, allora Alfonso, continuiamo. Continuiamo con l'Ariete, che è il primo segno dello zodiaco. Sì. Anche l'Ariete ha un anno particolarmente interessante e importante, specialmente dal punto di vista lavorativo. Invece i rapporti di coppia dell'Ariete, che arrivano in questo momento in difficoltà con qualche problemino, rischiano di rompersi, rischiano di diventare di finire, ecco. Quindi se all'Ariete ha l'interesse a continuare questo tipo di rapporti, è necessario che l'Ariete faccia delle grandi riflessioni, se no si sfascia, diciamo. Poi i gemelli, anche per i gemelli in amore è un anno particolarmente difficile. Naturalmente non tutti i gemelli hanno questo tipo di problemi, però le coppie che hanno a che fare con i gemelli e che arrivano in questo 2019 in maniera disastrata, in difficoltà, rischiano veramente tantissimo. Invece va meglio per quanto riguarda la progettualità lavorativa. Alfonso, non ti ho sentito dire che in questi tuoi interventi, mi ricordavo l'anno scorso che ti avevo fatto una domanda specifica, perché ogni volta che sento l'oroscopo in generale quello che mi fa un po' pensare è quando dice che entra Saturno, esce Marte, arriva Venere e se ne va Allora, Giove. Non è questo, questo è quello che arriva è quello che sentiamo, non ho mai capito questi meccanismi l'oroscopo è una cosa incrociano. Allora, l'oroscopo è una cosa complessa, non è altro che una foto nel momento in cui nasce una persona. Sì, ma che vuol dire entra Saturno e esce Marte? Da dove? Ci stavo arrivando. Ecco. Allora, quando uno nasce c'è un gelo particolare con tutte le sue connotazioni, quindi c'è Saturno, Plutone, e vengono, ecco, io vi faccio vedere che cosa significa un oroscopo personale, è questo schema qua.
Tienilo fermo che non si capisce niente, però... Questo è fatto su Agrigento. Vai Gerlando, sì. Questo è fatto per Agrigento, è fatto per Agrigento. Questo è il momento della nascita della città di Agrigento dopo la seconda guerra mondiale, è il primo consiglio comunale che si è tenuto ad Agrigento. Quindi questo è una dimostrazione che l'oroscopo, Alfonso, non è che piglia così quattro cose e le scrivi, cioè va a studiare le carte, certo. quelle che sono tutte le congiunture. E questo qua poi, tramite questa è la carta d'identità astrale alla nascita. Dopodiché i pianeti continuano a girare. E quindi in questo caso per esempio, uno che si trova Saturno, che dico nel Cancro, poi nell'attimo successivo in cui uno nasce, Saturno continua a camminare. E questi movimenti caratterizzano... Questi movimenti si chiamano transiti dopo, e vengono a determinare... Cioè, il transito di Marte può essere favorevole o non favorevole. Però il problema da chiarire è che spesso e volentieri le persone pensano che sia Marte a creare problemi a noi. Non è Marte in quanto pianeta, ma è Marte in quanto simbolo e in quanto connotazione che noi abbiamo dato a Marte. E lo schema che vedete non è uno schema reale, ma è uno schema, diciamo, che non ha niente a che fare con le costellazioni. Continuiamo allora, abbiamo detto Ariete e Gemelli, il prossimo? Allora, il prossimo... il Cancro abbiamo detto che lo facciamo dopo, il Vergine, sì. La Bilancia. La Bilancia. Quest'anno si sta verificando una cosa strana, tutti i problemi in lavoro, e la Bilancia, pure la Bilancia ha problemi gravi, i bilancini che arrivano nel 2019 con problemi, con situazioni difficili, con situazioni abitudinarie che ormai mancano di vita, mancano di essenza, di voglia di vivere, rischiano la rottura, anzi è meglio che rumbino, cioè diciamo se queste condizioni non ci sono più per ricreare condizioni favorevoli nel rapporto. I bilancini devono aprire gli occhi e ci possono essere nuovi incontri illuminanti per i bilancini. Veramente può essere un anno favorevole, cioè diciamo negativo e positivo, ecco. Finisce un ciclo e ne inizia un altro. Quarto segno di questa seconda tornata. Quarto segno, passiamo all'Acquario. Ecco. L'Acquario, pure qua l'alchimista per eccellenza. Qua c'è pure un problema che ha a che fare con l'amore. Le coppie che sono in crisi devono interrogarsi. Dopo 40 anni di matrimonio? No, se è il caso di continuare il loro rapporto, prima di qualsiasi decisione è meglio che uno va a rivisitare questo rapporto, perché è lì che si trova la risposta del andare avanti o del troncare. L'Acquario ha pure un anno abbastanza simpatico dal punto di vista lavorativo e non deve avere paura di progettare il proprio futuro, però deve fare una rivisitazione anche le situazioni che si protraggono e continuano, ma che ormai sono morti nell'essenza, cioè il dialogo è limitato a pagare la bolletta da luce o a fare la spesa. Allora a questo punto c'è il campanello d'allarme comincia a suonare. Un campanone d'allarme. Perché il problema proprio. No, per evitare che poi più avanti si possano presentare dei mostri che noi sconosciamo, invece sono nostri. Bene, ci riserviamo per ultimo gli altri 4 segni. Volevo ritornare alla Trinacria che è femmina per raccontarci un po' qual è la colonna sonora di questa manifestazione, di questo vostro progetto. Sono i canti popolari siciliani che vanno da Rosa Balistreri, che hai citato poco fa, Nonno Salamone, Otello Profazio. Citavo prima l'agrigentina Nicuzza Ducci un po' perché insomma per orgoglio agrigentino immagino che sarà ben accolta come è stata ben accolta alla Valle. Fedele riproduzione o arrangiamenti assolutamente con fedeli, altrimenti non si userebbe la parola cantastorie. Siamo molto rispettose sia delle parole che significano, quindi il cantastorie, la tradizione del cantastorie rispetta la tradizione e le sonorità popolari dei nostri pezzi, e così è stato anche negli arrangiamenti fatti dal maestro Fabrizio De Melis, che ha arrangiato i pezzi per l'orchestra.
Questo CD a parte questo che me lo regali, dico, io già me lo prenoto, dico, ma questo allora te lo do ufficialmente. Ecco, magari poi me lo autografate. Dove si può trovare? Si può trovare, presto sarà online per chi è fuori, in provincia sarà da Tutto Musica a Favara e anche Tutto Musica al Villaggio Museo. Ilenia, dicevamo che il filo conduttore l'abbiamo capito, insomma, è la Sicilia, la Trinacria che è femmina. Voi l'ho letto, insomma, perché mi dovevo anche documentare. Fate una ricostruzione, non ho capito bene, sulla sarda Beccafico. Questa cosa mi è rimasta qua. Ce la cucinate lì in scena, no? No, questo l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto davvero. Perché lo spettacolo è nato in Nuggia nel 2012, l'ho 13, alla Città del Gusto del Gambero Rosso, e c'era lo chef che preparava mentre noi cantavamo e contavamo, eccetera. Ora diventa faticoso e costosissimo portarsi certo, lo chef, la appresso, cucina. No, noi raccontiamo la storia della sarda Beccafico, la sua ho nascita. fatto questo richiamo perché c'è lo chef qua. Infatti non sbagliare, stai attenta perché con lo chef. Chiamiamo lui. la sarda Beccafico è anche un cavallo di battaglia da Fosso. Perché in una recensione di quando abbiamo fatto, insomma, le 2 settimane a Roma, in una recensione c'era scritto: la gente si diverte, si commuove e si sazia. Si sazia perché parliamo di un paio di cosine da mangiare, tra cui la sarda Beccafico, perché parlando di femminile, l'astuzia e l'invidia sono femmine tutte e due. Ora, la sarda Beccafico nasce esattamente dall'astuzia e dall'invidia delle femmine. Chi lo vuole sapere, domani sera viene al Teatro Pirandello e gliela raccontiamo. È difficile cucinare una sarda Beccafico, Alfonso, no? Tutto è difficile, se tu non hai gli equilibri interiori, la sensibilità nelle mani, la sensibilità mentale. Se tu fai le cose tanto per farla, la sarda Beccafico viene una porcaria, ma se tu ci metti amore, passione, è l'ingrediente fondamentale. Qual è stato di tutte le ricette? Il piatto diciamo, più presente secondo te nelle tavole del cenone di Capodanno? Non ne ho la più pallida idea. No, non hai mangiato tu, no? No, io avevo dei progetti che però non abbiamo realizzato perché il nostro ristorante era chiuso. A casa mia non cucino io, cucina mia moglie, quindi non mi fa entrare in cucina perché dice che sporco un pochettino di cose. Comunque Lenia, a saperlo potevamo anticipare un po' con lo chef, ce l'abbiamo. No, comunque il piatto più rappresentativo che faccio in questo momento è sempre un piatto che ha a che fare con, è un omaggio a Luigi Pirandello, ed è i 6 personaggi in cerca d'autore, e sono un tortellone impastato col nero di seppia, ripieno di ricotta, della nostra ricotta di pecora, su un letto di una crema di menta, basilico, prezzemolo e del peperoncino, con della curcuma che non appartiene a noi, però comunque io ci misi perché mi piace la curcuma, un bel colore, poi il verde, questo giallo e questo nero, che poi dei pinoli tostati e i ricci di mare messi sopra ogni tortellone con un filo di olio extravergine d'oliva. È un piatto particolare, molto importante, buono, diciamo. Bisogna farlo con amore. E perché le 6 personaggi in cerca d'autore? Perché sono cose che sono slegate l'uno dall'altro. Sono slegate, quindi questi personaggi che arrivavano in cerca di un autore. Cioè di solito sì, i personaggi in cerca d'autore ognuno è per i cavoli suoi e anche il piatto è per i cavoli suoi. Allora di solito la cucina, i cuochi normali amalgamano tutto e viene una poltiglia incredibile. In questo caso i sapori si distinguono e si mischiano in bocca, ecco, poi diventano un personaggio solo. Prima di concludere questa splendida puntata abbiamo ancora 4 segni, ma dobbiamo parlare con Gaspare Di Maria perché ho detto qualche piccolo, non diciamo segreto, ma qualche piccola precauzione per evitare poi di aprire un contenzioso. Gaspare. Sì, qualche piccolo consiglio. I consigli sono intanto fondamentale è al momento, prima della stipula di un contratto, leggere bene tutte le clausole. Sembra una cosa scontata, ma in effetti non lo è. Non lo è perché quando si va a firmare un contratto bancario, o ancora peggio nei contratti finanziari dove si sottoscrivono, sottoscrizione per esempio di acquisto di azioni, di altri tipi di titoli, eccetera, la cosa più importante è leggere con attenzione tutte le singole clausole. Esistono infatti dei diritti che possiamo esercitare, tra cui ad esempio quello di richiedere prima della stipula una copia del contratto che
secondo appunto quelle che sono le disposizioni della trasparenza bancaria, possiamo quindi richiedere, leggere con attenzione e poi se c'è qualcosa che non siamo profondamente convinti, non firmare ad occhi chiusi, perché molto spesso si è portati a sottoscrivere il contratto senza nemmeno averlo letto in fiducia e poi magari non ci si accorge di quelli che sono tutti gli obblighi che vengono assunti. Molto spesso infatti questo problema viene viene fuori al momento in cui attraverso varie criticità allora il cliente dice ma io questa clausola non la conoscevo, io questa clausola non l'ho mai. In effetti poi molto spesso le clausole sono sottoscritte ma non vengono attenzionate nel momento opportuno. Un altro consiglio che possiamo dare è quello per evitare il contenzioso, perché è sempre meglio evitare che poi trovarsi dentro e dover rispondere, è quello di verificare con una certa puntualità, ad esempio alla fine di ogni anno vengono dati i documenti di sintesi da dove viene appunto sintetizzato quelli che sono i costi che durante l'anno si sostengono per il servizio che ti viene offerto. Attenzionarlo e eventualmente, ove non sei soddisfatto, cercare un'alternativa presso qualsiasi altro istituto che oggi ti può consentire, magari attraverso la portabilità dei mutui o portando il vostro conto corrente in un altro istituto, magari di risparmiare sui costi. Certo è più semplice per l'utente che non ha degli affidamenti bancari, non per l'impresa che invece ha assieme magari un portafoglio di sconti, anticipi e quant'altro. Noi comunque presso le nostre sedi forniamo sempre assistenza sì, sia anche nella fase precedente, molto spesso vengono a trovarci degli utenti per sottoporci problemi legati ad eventuali contratti che sono in procinto di firmare, quindi magari li assistiamo anche in queste fasi. Perfetto. Adusbef allora, delegazione di Agrigento che si trova? La delegazione di Agrigento ad Agrigento ha sede in via Piersanti Mattarella 305/I. Mentre abbiamo un'altra sede pure in provincia che è a Naro, dove c'è la collega l'avvocato Francesca Falzone. Poi è presente in tutta Italia, basta collegarvi sul sito www.adusbef.it, troverete la regione, cliccherete la sede e vi sarà indicato il referente. Lorena e Ilenia avevano invitati a andare al teatro giovedì 3 gennaio alle ore 21 al Teatro Pirandello, però un piccolo assaggio so che ce l'avete portato. Cos'è Lorena? Un piccolo video promo con delle immagini del Flaiano, del Teatro Flaiano di cui parlavamo poco fa, dove abbiamo registrato il sold out, quindi c'è gente in visibilio alla fine con Alda. Piero, vuoi mandare per favore in onda questo contributo per la Trinacria e Femmina? Io vengo per la Trinacria e Femmina con loro due che sono due giugintane, molto giugintane, il 3 gennaio al Teatro Pirandello, vi aspettiamo numerosissimi, mi raccomando. Eccoli qua, un applauso inaugurale, ma so che non ce n'è bisogno perché insomma dovunque andate riscuotete tanto successo. Gli ultimi 4 segni velocemente, perché Ilenia e Lorena c'è il Teatro Pirandello che li aspetta per gli ultimi accorgimenti. È un anno ottimo per il lavoro. Questo chi è? Lo Scorpione. Lo Scorpione. Il 2019 può regalare allo Scorpione bellissime novità e gratificazioni. È un anno particolarmente proprio importante per il lavoro. In amore qualche problemino, ma facilmente risolvibile. Il Sagittario, a proposito di Giove, Saturno, in questo momento Giove è nel segno del Sagittario. È un anno particolarmente benaugurante per il Sagittario, anno in cui si possono fare progetti di lavori nuovi, anno di fare progetti di matrimonio, di figli. È un anno veramente, veramente interessante e può accadere il contrario, tutto il contrario di tutto. È un anno in cui il Sagittario può emozionare la sua vita alla grande.
Il Capricorno, in questo caso la presenza di Saturno. Saturno mi pare che ti indichi da Tinto. Non è Tinto no, Saturno. no. Saturno è severo. Severo. Quando arriva Saturno viene a indicare alle persone, ci dice, dicendolo in siciliano, comba, mi deve cambiare il registro che c'è sta scrafazzando. Praticamente se l'individuo continua a fare gli stessi errori, Saturno arriva e porta le sue soluzioni, che possono essere anche invadenti e molto pesanti. Comunque è un anno abbastanza importante anche per il Capricorno, che con molta probabilità avrà occasioni lavorative e anche possibilità di rifondare il proprio rapporto affettivo o di chiuderlo. L'ultimo segno è della signora che parliamo, del Cancro. Il Cancro praticamente arriva nel 2019 un poco stanco, un poco appesantito, ha bisogno di una grande riflessione, deve evitare conflitti con il compagno, con le persone che gli stanno accanto, anche perché il Cancro è un segno particolarmente istintivo e che spesso e volentieri non riflette e deve pesare le parole che dice. Il Cancro è quell'anno in cui deve cercare di ritrovare la sua armonia, di ritrovarsi, e la seconda parte dell'anno gli darà questa grande occasione. Vedevo Giussi che non annuiva affatto, no? Non mi rispecchio. Non ti rispecchio. Bene, allora, Arturo, sì, certo. Hai portato lo spumante? Sì, ora lo apriamo, anzi certo. Se Lorena vuole magari, ecco, Molto piacere. visto che parla di donne, quelle donne E lo sono spumante è il importanti. maschio, mannaggia. No, io volevo fare una piccolissima domanda ad Alfonso sul concetto dell'ascendente. Ecco, allora, spesso si chiede a che ora sei nato, ecco, l'influenza perché è così importante, se puoi spiegarla, non solo a me, a ma anche ai livelli tanti. genetici le cose più importanti sono la posizione del Sole e l'ascendente. L'ascendente non è altro che il punto in cui lo zodiaco incrocia l'eclittica ed è, diciamo, l'alba ad est. In quel momento c'è un segno che ascende e si chiama ascendente, che viene a incrociare il Sole nel momento in cui si innalza. Allora, il Sole, che è l'anima del segno, diciamo, rappresenta l'anima. Lì la parte esterna è rappresentata dall'ascendente, quindi il tuo modo di comportarti, il tuo modo di parlare, il tuo corpo. E ha a che fare anche con le questioni genetiche. Chi ne vuole sapere di più, la consultazione è diretta. Allora, siamo arrivati alla fine. Prima dello spumante no, ci sono i saluti perché è tradizione di Target salutare, ma non così arrivederci e grazie, insomma, buongiorno, sarebbe troppo riduttivo. Noi chiediamo ai nostri gentili ospiti di farlo, non lo so, con una frase, con una citazione, con un pensiero, con un buon proposito, insomma, con un qualcosa che sia sempre positiva, perché noi il bicchiere, sia di spumante che di vino, lo vediamo sempre mezzo pieno. Grazie della presenza e della partecipazione alla Cantastorie Lorena Vetro. Intanto buon anno a tutti, io vi saluto con una citazione che chiude anche il nostro spettacolo, di un autore siciliano che è poco amato, chissà perché, che è Gesualdo Bufalino, che dice che i siciliani perdono più tempo a lamentarsi che a cercare di fare. Diamoci da fare, ragazzi, alziamoci le maniche, rimocchiamoci le maniche e facciamo. Grazie a Elenia Costanza, la Cantastorie. Io vi do appuntamento al Teatro Pirandello perché vi prometto una bella serata. Vi auguro un felice anno nuovo e chiedo il ritorno ai rapporti umani. Questo. Grazie al nostro astrologo e chef Alfonso Bellavia. Allora, io mi rifaccio a un modo di dire che esiste in Sicilia, munna state e noi. Ma dobbiamo finire questa cavolo di munna state con noi, ribelliamoci, mettiamo la nostra anima in gioco, giochiamo, rischiamo, se no morremo e già siamo morti. Grazie a Giusy Pitruzzella, cantautrice. Io mi rifaccio alla frase che ha detto Lorena, perché i siciliani di solito tendono a lamentarsi. Fermiamoci un attimo e guardiamo il mondo dei bambini, l'energia dei bambini, prendiamo l'esempio dell'energia dei bambini e della forza che hanno nel combattere e nel voler avere con determinazione quello che vogliono, giustamente ci arrivano alla fine.
quindi dobbiamo avere l'energia che hanno i bambini. Grazie a Gaspare Di Maria, delegato ADUSBEF di Agrigento. Sì, io voglio fare un augurio a tutti i miei concittadini, a tutta la provincia, e augurare soprattutto che l'anno nuovo porti poche liti, molta più pace anche nei rapporti professionali, nei rapporti tra i cittadini e gli istituti di credito, così magari. Grazie, grazie, tanto lavoro e buon lavoro al direttore di TV Arturo Cantella. Grazie anche a te, grazie agli ospiti, grazie sempre ai nostri telespettatori che ci danno la forza di continuare questo lavoro bellissimo che da 40 anni portiamo avanti, e spero anche nel 2019 di portarlo avanti con maggiore grinta, con maggiore forza e maggiore determinazione, e tanti auguri. Ora apriamo lo spumante. Allora, ce la fai? Io tolgo questo, ma perché? il padrone di casa... No, perché qui ci sono un po' di Arturo lampade. direttamente allora. 1, 2. Oh. Buon anno a tutti, target anche per il 2019 sarà con voi. Grazie a voi per averci preferito. Buon anno a tutti. Buon anno.